Eccoci qui, buonasera, siamo al Focus di oggi, l'abbiamo intitolato Per non dimenticare perché 33 anni fa, il 23 di maggio, la strage di Capaci in cui persero la vita, come sapete, il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. Insomma, una strage che ha colpito e segnato la storia italiana e la storia anche di tante famiglie, di tante persone, lo ricordiamo, alle 17:58 una carica di 500 kg di tritolo fece esplodere l'autostrada 29 all'altezza di Capaci, appunto l'auto su cui viaggiava il giudice, la moglie e la scorta. Da quel momento la società civile si è mobilitata, anche domani tantissime le manifestazioni, soprattutto non solo per non dimenticare, ma per dire appunto che un'opposizione netta, decisa contro la mafia, il potere, anche la violenza, una mafia che continua, cambia, è cambiata nel tempo, le sue metamorfosi, ancora anche sulla strage ci sono molte ombre, ma che però vede anche una reazione che non solo accade ogni anno il 23 di maggio, ma io penso che tutto l'anno le associazioni, la società civile si impegna per dire no appunto a una strage, ma dire no appunto alla violenza mafiosa. Oggi ne discuteremo proprio in previsione appunto di quello che poi accadrà domani, tutte le iniziative, e in studio ho il piacere di salutare Chiara Angelica dell'associazione C'era domani Librino di Catania. Ora poi racconteremo che cosa si farà anche a Catania, non solo a Palermo. E poi Ambra Drago, che è collegata invece da Palermo, grazie per essere con noi, del Giardino della Memoria di Capaci, voluta da Tina Montinaro, che è la moglie del capo scorta di Falcone, appunto una delle vittime di questa strage, e che anche lei ci racconterà e ci dirà cosa accadrà domani a Palermo, fra le tantissime cose. Grazie. Prego. Allora, io intanto partirei con una testimonianza che è sempre lucida e molto importante, quella di Maria Falcone, che è presidente della Fondazione Falcone. Oggi è rilasciato a proposito appunto di alcune anche novità che riguarderanno le iniziative di domani. Manderei intanto l'intervista a Maria Falcone. C'è ancora tanto da fare, però siamo pronti perché finalmente nascerà domani a Palermo una realtà che sarà la realtà del presente, del museo del presente, del museo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un punto dove i ragazzi di Palermo troveranno la storia, l'emozione e la voglia di fare, che sono tutte cose che questo museo ci potrà dare, attraverso le parole che saranno registrate, attraverso le cose che toccheranno e vedranno, attraverso appunto certe emozioni che proveranno. Non saremo nessuno di noi eterni, né tantomeno io, e sono felice che questo possa costituire per sempre per i giovani palermitani un punto dedicato a Giovanni e Paolo, che rappresenta la loro storia, la loro voglia di fare, da ragazzi dei dintorni. Giovanni e Paolo sono nati a due passi, lì c'era la sua palestra, la palestra dove Giovanni andava, dall'altro lato c'era la chiesa dove andava a giocare a ping pong con i delinquenti, quei ragazzi che poi diventarono delinquenti. Quindi è tutta la zona della sua infanzia che dimostra che se si ha voglia, se si studia, ce la possiamo fare tutti, e soprattutto lo possono fare i ragazzi palermitani. E c'è soprattutto, secondo me, la cosa fondamentale da fare è staccare, rompere quel legame perverso che lega la società palermitana alla mafia. Sino a quando il ragazzo di quartiere, o anche non di quartiere, andrà a cercare il boss per ritrovare il motore o per avere un favore, ecco, quel cordone ombelicale che lega la società alla mafia non sarà rotto. E Giovanni voleva questo, diceva sempre: la mafia sarà vinta quando la città
non darà più il consenso. Ecco, abbiamo sentito Maria Falcone, insomma anche questa attenzione per i giovani che rappresentano veramente anche la possibilità di una svolta, di un cambio di passo nella lotta contro la mafia. Ambra Drago, il giardino della memoria di Capaci voluta da Tina Montinaro, anche lì rappresenta una testimonianza che domani vivrà tanti momenti, ma in particolare l'affluenza dei giovani, che è anche quello che ha caratterizzato in questi 33 anni di commemorazioni. Se le definiamo commemorazioni, ma in realtà potremmo definirli momenti per guardare al futuro, insomma per andare avanti, ecco. E domani sarà anche Sì, così. assolutamente. Allora, intanto rinnovo i miei saluti e grazie a voi per l'ospitalità. Io mi occupo del processo della comunicazione dell'associazione 415, che è stata fondata da Tina Montinaro. Tina Montinaro, che è moglie del caposcorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro, da sempre ha cercato appunto di mantenere viva la memoria dedicandosi ai giovani. Ecco, quello che è fondamentale è appunto che sì, la memoria ha la sua importanza, è giusto ricordare Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Ugo Schifani, il giudice Falcone e la dottoressa Morvillo morti in quella strage, ma è anche un modo, bisogna guardare al futuro, bisogna guardare a quello che c'è oltre questi 33 anni. Ecco perché Pino Montinaro continuamente gira tutta l'Italia, gira istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia a Palermo che fuori, per parlare con i giovani, con gli insegnanti e anche con le famiglie, perché poi è importante lanciare dei messaggi di legalità, facendo anche rete con gli istituti scolastici, ma poi anche con i genitori. Ecco che quest'anno, ancora una volta, il giardino della memoria diventa non tutto della memoria, no, di questi ragazzi, di questi poliziotti che hanno perso la vita, già fin dalle prime ore del mattino, come consueto dopo la deposizione delle corone lungo le scale dell'autostrada. Ci saranno tante scolaresche. Ho capito. presenti. Ora poi nel dettaglio spiegheremo cosa accadrà domani. Intanto volevo sentire Chiara Angelica, perché anche a Catania, a Villa Fazio, non è il primo anno, che ci saranno anche queste iniziative. Esatto, la nostra manifestazione si chiama Capaci di crescere, che dico nostra perché la viviamo tutti i giorni, non solo il 23 maggio, e anche perché è frutto di un lavoro di rete. L'evento nasce dalla Fondazione Bene con la collaborazione del Consorzio Solco, delle cooperative del Consorzio e dell'Associazione C'era Domani Librino. Il desiderio è appunto quello di rendere questa giornata non solo una giornata della memoria, ma una giornata dell'azione e dell'azione dei ragazzi, alla quale abbiamo la responsabilità di fornire gli strumenti per saper scegliere, decidere e cambiare la nostra società fondandola sulla legalità. Assolutamente, tra l'altro appunto il focus sono i giovani, voi, lo diceva anche Maria Falcone, no? Questi giovani che crescono in questi quartieri, diciamo appunto che non hanno condizioni, ecco, anche per avere altri modelli, ma se non quello della violenza, e quindi ancora di più agire su questo. Esatto, parlavo di rete proprio per questo. Non basta la voce di una singola realtà, ma è la collaborazione tra le varie realtà del territorio che ci permettono di diventare forti e diventare un'alternativa a quello che offre la strada. Benissimo. Ambra Drago, andiamo avanti invece con domani per quello che accadrà appunto proprio nel Giardino della Memoria, e soprattutto voglio dire, anche chiedo a lei quanto impegno ci vuole anche perché poi il giorno, insomma, il 23 maggio rappresenta il culmine invece di una preparazione che va un po' più indietro nel tempo. Non la sentiamo, deve attivare l'audio perché non la sentiamo. Se mi permette, Ecco. volevo fare un collegamento alla Fondazione, un saluto alla molto presente, la Fondazione Falcone, perché quest'anno voglio ricordare che la teca contenente i resti della Quarto Savona 15
approderà al Museo del Presente in via Lincoln. Là ci sarà la parte strettamente istituzionale e la teca contenente i resti della blindata della Fiat Croma andrà a scortare simbolicamente il nuovo giudice Falcone. Quindi anche i ragazzi dal 24 maggio in poi avranno un'occasione in più di conoscere non solo il Museo del Presente di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche di vedere visibilmente cosa è stata in grado di fare la mafia, vedendo appunto l'auto della Quarta Savona. È tutto un percorso che dura tanti mesi, per l'impegno della signora Montinaro e per l'impegno dell'associazione Quarto Savona 15, che è fatta di tanti collaboratori, di tanti volontari, si occupa della comunicazione, ma anche dei social, veramente di tutti coloro che attivamente ci stanno vicino. Richiede tanto impegno e tanto sostegno. Noi ci lavoriamo da mesi già per avere contatti con le scuole, che sono i protagonisti, abbiamo detto, le parti principali del nostro programma mattutino, mentre poi nel pomeriggio ci sarà sempre la parte dalle 3:30, anzi invito chi vorrà esserci dalle 15:30 in poi, ci sarà il momento istituzionale, ma anche dove ci saranno anche tanti artisti, momenti anche di ricordi, contesti teatrali. Avremo tanti veramente ospiti, come un giovane puparo Antonio Cadili, ecco appunto per parlare dei giovani, o la compagnia teatrale Sussurri d'Arte, sempre giovani che ricorderanno questi ragazzi fino al minuto del silenzio, che è alle 17:58. Dove della strage, diciamo. Le volevo chiedere, da palermitana, il Museo del Presente, questo spazio che vuole essere della vita e del coraggio, lo diceva anche Maria Falcone, no? Cioè lasciare anche un segno per chi non conosce quello che è stato, quindi dunque per i giovani, ma non solo, proprio per lasciare un segno che poi resti, continui. Che importanza ha, soprattutto in tutti questi anni, perché sono passati 33 anni, lo dicevamo, e quindi com'è cambiata anche la città rispetto a questa strage? Allora, io vivo ovviamente il contesto palermitano e quindi da cronista vivo il territorio. Posso dire che anche io stessa avevo 10 anni nel 92 e mi ricordo ancora che sì, ecco, è stato uno spartiacque, perché dall'estate del 92 si è iniziato a parlare anche all'interno delle scuole del fenomeno mafioso, no? E anche poi adesso abbiamo i referenti della legalità, c'è un'altra attenzione verso il tema della criminalità organizzata. Però il cambiamento c'è stato il cambiamento perché si possono parlare veramente di certi argomenti, perché i ragazzi rispondono sempre con tanto entusiasmo. Certo, ci sono dei quartieri più complessi, a me non piace definirle periferie, ma sono quartieri più complessi, difficili, dove magari lavorare e andare, no, a gettare quei temi di legalità può sembrare difficile, ma insomma la signora Montinaro sempre gira gli istituti scolastici anche dei quartieri più difficili, e i ragazzi, devo dire che poi, se guidati insieme agli insegnanti e, ripeto ancora, alle famiglie, perché è importante anche avere l'aiuto delle famiglie, far capire i valori, si va avanti. C'è una risposta. Ecco perché vogliamo che finalmente dopo 33 anni sia il Museo del Presente che la Teca con la Quarta Savona 15 camminino insieme, per lasciare veramente qualcosa per il futuro, e qualcosa di visibile, perché i ragazzi, è vero, vedono tutte queste persone come supereroi, però devono avere contezza, e allora lì troveranno il racconto più umano, più vero, perché poi il Museo del Presente, che io invito tutti ad andare a vedere, ci sono anche dei ricordi di questi grandi uomini, e allora vedranno le agende di Falcone piuttosto che la collezione delle paperelle del giudice Falcone, ma vedranno anche qualcosa che appartiene a Antonio Montinaro, che può essere anche una sveglia, vedranno la parte anche umana di queste persone, che diciamo sempre che non sono supereroi. La signora Montinaro ci tiene a dire che non sono supereroi, ma sono persone che hanno fatto dei percorsi e delle scelte, hanno studiato, hanno scelto, hanno giurato su una Costituzione, ma erano persone, erano anche bambini.
Certo, assolutamente, è molto importante anche questo, è una testimonianza molto importante. Chiara Angelica, invece alla Villa Fazio domani cosa accadrà? Noi ogni anno lo seguiamo e l'anno scorso tra l'altro abbiamo qualche immagine della scorsa volta anche per testimoniare la presenza di tante scolaresche. Cosa accadrà? Accoglieremo i studenti alle 8:30, ci sarà successivamente un momento di riflessione in cui inviteremo gli studenti a riflettere sul proprio ruolo nella società. Il lancio di quest'anno è: cos'è per me la legalità? Come faccio tutti i giorni la legalità? Dai piccoli gesti. Successivamente, grazie al lavoro in rete e varie realtà che collaboreranno all'evento, ci saranno dei laboratori di legalità che verteranno dal riciclo, dalle nozioni di primo soccorso, dall'educazione ambientale, quindi varie attività in cui i ragazzi possono acquisire gli strumenti per agire. Diciamo che all'interno della scuola si fanno queste attività per la legalità, quindi anche la scuola è una... Le scuole ovviamente sono delle agenzie formative per antonomasia, infatti il lavoro che riusciamo a fare anche grazie alla collaborazione delle scuole, i bambini che vengono da noi il pomeriggio sono i bambini delle scuole, del territorio, sono responsabilità di tutti noi, non solo delle scuole, delle famiglie, delle associazioni. E qual è la risposta dei ragazzi, dei bambini, insomma perché varia penso tra adolescenti ma varia anche tra adulti, fare legalità abbiamo visto che i riscontri tra istituzioni, bambini sono molto diversi. Per i ragazzi la legalità è legata ai luoghi istituzionali, quindi ti cita il comune, le agenzie religiose, mentre ovviamente per gli adulti hanno una visione diversa perché hanno anche un trascorso diverso, magari hanno vissuto i ricordi di questa strage, quindi ci danno delle risposte molto diverse rispetto a quelle dei bambini. Certo, è uno stimolo continuo, diciamo un'interazione continua che sia, e quindi nel tempo anche si costruisce tanto. Sì, cerchiamo di fare questo tutti i giorni. Bene, insomma, speriamo che continui sempre di più l'attività di queste associazioni, ma non soltanto, la scuola, la famiglia, come ha ribadito più volte Amra Drago. Ci fermiamo, una brevissima interruzione, poi ritorniamo di nuovo in studio. Ecco, ci stiamo occupando del 33esimo anno della strage di Capaci, ricorrerà domani, lo ricordavamo. Invece, Amra Drago, chiedo a lei, per quanto riguarda, lei diceva che la signora Montinaro è impegnata tutto l'anno, non solo nelle scuole ma anche negli incontri, insomma, lo dicevamo anche appunto, non ci si ferma, anzi si testimonia sempre. Sì, l'impegno è continuo. Innanzitutto la signora Montinaro è impegnata sia dal punto di vista nelle scuole, gira tutte le scuole della Polizia di Stato perché diciamo, ha il compito, no, anche della memoria in vista di legame con la Polizia di Stato, e quindi lei gira e conosce anche i nuovi agenti della Polizia di Stato e mira anche a infondere la memoria, il valore di vestire una divisa della Polizia di Stato. E poi è l'impegno che fa con l'associazione, che lo fa l'associazione 2 anni fa, ha avuto un bene confiscato dalla mafia nel centro di Palermo. Lì praticamente si incontrano le scuole, ma si fanno tanti convegni, si fa sensibilizzazione, legalità con gli studenti dai bambini alle elementari fino ai liceali, per infondere loro, capire da che parte stare e capire un po' quali sono i loro timori. Perché spesso la domanda che ci viene fatta spesso è cosa possiamo fare quotidianamente appunto per legalità, e allora la risposta che la signora Montinaro dà spesso è quella di fare la cosa giusta, nel senso stare attenta al prossimo, rispettare le regole. Quando si parla con i liceali si parla anche di problematiche che possono essere legate agli stupefacenti. Ecco che acquistare degli stupefacenti è anche andare a sovvenzionare le casse della criminalità organizzata. Quindi un impegno, una crescita degli esempi concreti che si mirano, no, a infondere sia dalle elementari, stare attento al compagno, evitare fenomeni di bullismo, fino ad accompagnare questi ragazzi nelle scelte nelle classi più grandi, ecco, mi riferisco ai liceali.
quindi è un dialogo costante. Un dialogo costante che secondo lei porta poi un cambiamento, e comunque ci auguriamo che lo porti, però poi nella quotidianità, nella vita concreta, anche all'interno delle classi. Voi avete mai verificato cosa cambia prima e dopo un incontro, per esempio, che c'è stato con voi? Cioè, se la risposta dei ragazzi si traduce poi in gesti concreti? Assolutamente sì, noi poi ci rapportiamo sia con i dirigenti scolastici che con i referenti della legalità, ovviamente. E posso garantirvi che cambiamenti ci sono nell'attenzione verso i compagni di classe, piuttosto nel anche non disertare determinate manifestazioni, perché soprattutto nei quartieri difficili si può avere paura, no, che questi bimbi vedono i poliziotti o tutto quello che ruota intorno alla divisa come qualcosa da cui scappare, quindi non partecipare agli eventi, perché i poliziotti sono quelli che hanno arrestato magari il papà o la mamma. E invece piano piano si inizia un po' a lavorare su questi bimbi e a capire che anche la polizia è altro, la polizia non è solo repressione, una divisa, non bisogna avere paura di una divisa, ma che diciamo, può essere il poliziotto anche un nemico, e quindi c'è anche veramente un lavoro educativo e formativo notevole. Assolutamente, assolutamente. Chiedo anche a lei se questo è uno sprone anche per certo, voi, no? posso dire che abbiamo bimbetti che partecipavano ai nostri laboratori che ora sono volontari e ci aiutano nel realizzarli, quindi è il successo maggiore a cui potevamo ambire, quindi siamo molto contenti. Certo, certo. Ovviamente non riusciamo con tutti, ma è utopico pensare di riuscire a salvare tutti, ma anche salvarne uno per noi è un successo e ne siamo felici. Assolutamente. Ma le difficoltà maggiori che voi incontrate, le resistenze maggiori, perché Ambra Drago ci diceva per esempio il poliziotto, no? Come viene visto? Ancora sì, non solo i poliziotti, l'altro giorno riflettevamo con delle colleghe la figura dell'assistente sociale. Non è mai vista come una figura di supporto, ma come colei che leva i figli alle famiglie. C'è ancora questo pregiudizio molto molto grande sul nostro territorio, sul territorio in cui operiamo, di Librino. Certo, Librino. Quindi ancora i pregiudizi su determinate figure, che possono essere il poliziotto, non vengono viste come figure di supporto, ma quasi figure di ostacolo. Dobbiamo in qualche modo, noi quello che proviamo a fare è avvicinare queste figure. Organizziamo la partita a pallone con i carabinieri, cerchiamo di avvicinarli per renderli persone uguali a noi, indipendentemente dalla divisa o meno, diciamo ai nostri ragazzi, sono persone che svolgono un lavoro ma che hanno le stesse passioni. Così come gli assistenti sociali, no? Come gli assistenti sociali. Purtroppo devono intervenire in situazioni Esatto, diciamo sono figure con cui magari loro hanno più contatto, perché molte segnalazioni pervengono dagli assistenti sociali che chiedono il nostro supporto per intervenire in alcuni casi e supportare la famiglia. Quindi un lavoro, diciamo, importante, lungo, prezioso. Vi volevo ricordare 2 appuntamenti di domani, che sono il corteo della Resistenza, non chiedeteci silenzio, alle 15 a Piazza Verdi, ovviamente a Palermo. Partirà appunto questo corteo antimafia che arriverà fino a Via Leopardi, promosso dalla CGIL e da realtà giovanili diverse. E poi ovviamente, ma questa è tradizione, appunto coinvolge anche qui tanti giovani, il 20 alle 12 attraccherà al molo trapezoidale del porto di Palermo la nave appunto della legalità, e quindi farà sbarcare tantissimi giovani che parteciperanno alle varie iniziative. Grazie ad Ambra Drago e buon lavoro sempre, insomma è un lavoro anche che impegna tanto e che comunque insomma importante anche per tanti giovani. Grazie anche a Chiara Angelica, grazie anche a chi ci ha ascoltato, alla prossima.